ecco a voi le spinge della festa. Doppie spinge. Una con la ricotta e con lo zucchero. Scegliete voi. realizzate con i nostri prodotti che trovate sul nostro sito sicanisolidaleshop.com. Oggi vi presento i miei dolci aiutanti, che sono la mia dolce mamma e la mia dolce Irene, giornalista. Irene Catarella, giornalista Food and Beverage. Irene, cosa ci vuole per fare le spinge? Per fare questa ricetta ci vogliono 250 ml di acqua, 250 g di farina 00, noi usiamo la nostra farina di Maiorca che potete trovare sul nostro sito, 5 uova. Per farcire invece potete usare la ricotta che già trovate pronta sul nostro sito e dei dischetti di arancia candita, ma se voi volete fare la ricotta da soli a casa potete usare 500 g di ricotta e metterci 250 g di zucchero. E per friggere utilizzate il nostro olio d'oliva che trovate sempre sul nostro sito. Nel pendolino mettiamo l'acqua. Mettiamo lo strutto nell'acqua. Mettiamo un pizzico di sale e facciamo sciogliere. Versa tutta la farina. Tutta in un colpo? Tutta in un colpo. Forza Robby, mescola. Raccogli quelle dal bordo. Bisogna essere veloci, vero? Mescola bene bene. Perché altrimenti si attacca e vengono i grumi. Come deve diventare l'impasto? Deve asciugare un pochino, vedi che si stacca completamente per capire quando è da spegnere dal fuoco. Si forma una patina sul fondo del tegame. Bene, ecco, questa patina qui. Adesso è ora di spegnere il fuoco. Aggiungiamo le uova alla nostra pasta per fare la pasta asciutta. Le uova si aggiungono ad uno. Prima si fa sorbire un uovo e poi si aggiunge l'altro. La nostra pasta asciutta è pronta, vedete che consistenza collosa? Ricordiamo una cosa che è veramente versatile, se la mettiamo ora con l'olio caldo diventerà sfincia, se invece la mettiamo a forno diventerà bignè. Abbiamo messo il nostro olio d'oliva nel pendolino. Accendiamo e aspettiamo un pochino. Se abbiamo un termometro, portiamo l'olio a 160 gradi. Se non abbiamo il termometro, facciamo una prova. Prendiamo un piccolissimo parte di pasta e la mettiamo nell'olio. Appena sale, possiamo cominciare a fare i nostri spingi. Mettiamo il nostro impasto nell'olio, attenta a non ti bruciare, non lo fare cadere dall'alto. Mettiti vicino all'olio, se no ti schizza. Ecco, perfetto, bravo. Li andiamo girando piano piano? Piano piano. Se il fuoco è troppo forte lo abbassiamo un pochino, perché altrimenti diventano subito dorate e non li puoi vedere. Ma che sta succedendo? Scoppiettano E si va aprendo? E si va aprendo. Perché Vedi? dentro sono vuote, vero? Devono venire quasi vuote. Vedi che è aperta questa? Gira e si riapre dall'altro lato. E gonfia. Ne abbiamo messo un cucchiaio scarso. Ora piano piano diventano sempre più grandi. Mamma, la nonna le faceva così, la nonna? Era una preparazione che facevano tutte le nostre nonne. Sì, certo. Ed era di questo periodo perché c'era l'abbondanza delle uova. Periodo di Pasqua. Periodo di Pasqua perché le galline che avevano tutti facevano più uova e questo era un modo per consumarle e avere un cibo gustoso, buono e anche ricco di proprietà. Guarda, visto come sta diventando grande? Allora, questa ricetta la dedichiamo alla nostra nonna. La dedichiamo a tutte le nostre nonne. Sono pronte! Squisite! Che grandi, sono diventate grandissime. Prima le dobbiamo assaggiare per sapere se sono squisite. Si vede dall'occhio. Intanto sono belle grandi. E le nostre sfinge Sono cotte. Voilà! Evviva! Adesso però ci vuole lo zucchero, ci vuole la ricotta. Ora facciamo due versioni. Quella che piace a me, Una con lo zucchero e una con la ricotta. Ripiene. Trasponta, che il ripieno esce anche fuori. No, dovete usare la mia versione, quella light. No! Zucchero, non ricotta, solo zucchero. Ripieni! Accontentiamo tutti. Guardate come sono dentro, vedete che sono vuote? Però vi assicuro che anche con lo zucchero fuori sono buonissime. Ah, con la ricotta pure.
potete mettere anche una crema normale, non solo quella di ricotta. Per quelle ripiene. Usare la nostra La nostra ricotta. Questa. Cammarata. Cammarata, quella di montagna. Questa è la nostra buonissima ricotta. E la trovate sempre sul sito. Riempiamole per bene fino a farlo uscire fuori con la nostra ricotta. Ma sono traboccanti di Traboccanti di ricotta. ricotta. Il tocco finale e condiamola con la nostra arancia candita che dà un tocco di classe e anche di colore. Guardate che bello che sembrano dei dischi di sole sulla neve. Completiamo il nostro piatto. Zucchero a velo e cannella. Adesso che abbiamo fatto quelle con la ricotta, a voi piacere di fare quelle con lo zucchero? Sì, quelle con lo zucchero, le mie preferite, quelle light, quelle che facevano le nostre nonne, quelle della tradizione. Robby, ma non ti piacevano quelle con la ricotta? Quelle cose mi piacciono. Ah, allora aiutami, A dai. Roberta piace tutto. Facciamole bene, devono essere belle piene di zucchero. Vai, 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 mettiamo lo zucchero, tanto, tantissimo. I piatti sono finiti, guarda quello con lo zucchero che Ma ne abbiamo bello. fatti 2, non 1. Sì, ma guardate quello con lo Due, zucchero. 3 piatti, 2. Guardate la semplicità, la bellezza della Questa è più semplicità. bella. Non è vero. A voi la scelta. Scegliete voi quale preferite, provatele tutte e due. E poi ci sapete dire nei commenti. Diteci quale preferite dei due. E adesso è il momento più bello, l'assaggio. Guardate quelle con lo zucchero che sono buone. Questo è doppio zucchero. Ottime. Queste sono più buone ancora. Buone, buone sono. Provateli. Ta-ta-da, ta-ta-da. Sono fatti i nostri prodotti su Sicani, Solidari, Shopee.com. Seguiteci sui nostri social. Mettete un like, un commento e condividete. E spolliciate. Pollizzate e fateci sapere quali preferite. Quelle con lo zucchero o quelle ripiene. Scrivetelo nei commenti. Ciao! Ciao!